Ultimo giorno di scuola per Cus Palermo e Adrano Calcio a 5, protagoniste della gara del Palacus, valida per la 22esima e dunque ultima giornata di regular season in Serie B Girone H di futsal. Obiettivi diversi ai nastri di partenza di questo incontro, con i padroni di casa che vogliono mantenere quel terzultimo posto che darebbe il fattore campo favorevole ai play-out. Sogni play-off invece per la formazione allenata da Carmelo Sgroi, che qui rischia tanto con l'uscita quasi a kamikaze da parte di Pacini. Poi però al primo tentativo ci pensa Nicolosi a portare in vantaggio l'Adrano dopo un errore in fase di gestione del pallone da parte dei padroni di casa, e allora la rete messa a segno da Ivan Nicolosi per il primo assalto da parte dell'Adrano. Risponde però subito il Cus Palermo con la rete di una delle più belle sorprese di questa stagione, ovvero sia Andrea Biscari, classe 2006, lanciato fin dall'inizio della stagione da Gianluca Sgro. Firma il punto dell'1-1. Cus che ha un sprazzo di orgoglio in questa fase della partita. Qui conclusione da parte di Cottone, che per poco non c'entra il bersaglio grosso, ma di fatto è il preludio a una serie di palle gol non sfruttate, in alcuni casi addirittura divorate dall'Adrano, che cerca di portarsi nuovamente in vantaggio. Qui ancora con l'inserimento di Nicolosi, bravo Lo Piparo a dire di no, ma al termine di questa azione che stiamo per vedere c'è la conclusione che va a finire addosso ancora a Nicolosi, il quale è il più lesto a girarsi in una frazione di secondo, a metterla col destro alle spalle di Lo Piparo, e il gol del 2-1. Torna avanti la formazione guidata da Carmelo Sgroi, che poi insiste ancora con questo tentativo con la sfera che si perde di poco al lato, poi cerca di reagire dall'altra parte il Cus Palermo, che prova a scuotersi direttamente dal rinvio di Lo Piparo. Ci prova in questo caso Quinario, la parata da parte di Pacini, ma di fatto è il preludio al punto del 3-1 con l'inserimento vincente dei Capitan Finocchiaro, che realizza la terza rete per la sua squadra proprio poco prima della fine del primo tempo. La zampata vincente del numero 10 biancazzurro, che dunque porta per la prima volta a 2 i gol di vantaggio della sua squadra, ma inizia alla grande il secondo tempo del Cus Palermo, che aggredisce fin da subito l'avversario, trova la rete con Sanso, quella che dimezza il gap, quella che porta il punteggio sul 2-3, ma è l'inizio di un'ottima fase della partita per la squadra giallorossa, che qui attacca a testa bassa. Ancora il tentativo con Sanso, che va a pareggiare i conti, doppietta in pochi minuti per il numero 25 del Cus Palermo, che dunque la raddrizza, dunque pareggia, ma non è finita qui, perché l'Adrano cerca di recuperare il pallone, ma in realtà il pallone lo recupera il Cus, che va alla conclusione e si porta sul 4-3 il sorpasso da parte della formazione guidata da Gianluca Sgro, che per la prima volta nella partita si porta avanti nel risultato. Reagisce però immediatamente l'Adrano. Questo calcio di punizione è uno schema col tacco vincente e con la rete del 2 pari, del 4 pari, e Adrano che dunque torna in linea di galleggiamento. Cerca qui il Cus invece di andare alla conclusione, lo fa e trova il vantaggio, trova il 5-4. Torna avanti la squadra di Sgro, che dunque potrebbe chiudere con una vittoria questa sua regular season, ma non è dello stesso avviso l'Adrano, che trova, dopo il gol di Mojica di poco fa, il punto del nuovo pareggio. Torna a segnare Finocchiaro, che è ancora bravo a girarsi, a calciare, a battere a Gray. Serie di cambi da una parte e dall'altra, con tante seconderine e tanti giovani per il Cus Palermo. Ma a proposito di giovani, ci pensa a trovare il gol vincente il classe 2003 Jacopo Famà, e la rete del 5-6 è la rete che pone fine alla regular season di Cus Palermo e Adrano. Gli ospiti volano ai playoff, i padroni di casa invece sfidano il Barcellona per mantenere la categoria e per restare per un altro anno nell'Olimpo della Serie B. E allora da Sportisili è tutto, alla prossima.